Si sono create delle piccole frane, delle erosioni, ovviamente come si vede da tutte le immagini la portata del cordevole si è molto ingrossato, quindi ci sono state delle erosioni di sponda, infatti i manti stradali sono caduti, poi comunque tutti gli alberi hanno ostruito e tutti i torrenti hanno gettato montagne di metri cubi di ghiaia, quindi in effetti i problemi ci sono stati. Adesso entriamo noi geologi, abbiamo dato la massima disponibilità alla regione, certo è che le piante sono cadute, gli apparati reticali non ci saranno più, quindi è possibile che su terreni che così sono già imbibiti e con le precipitazioni che ci sono adesso, che ci saranno nei prossimi giorni, che ci siano dei piccoli movimenti franosi, quindi ci vuole molta attenzione del territorio, molto aggiornamento delle carte territoriali di pericolosità e poi degli studi specifici. Il rischio idrogeologico c'è, qui siamo in una fase di emergenza, bisogna parlare di prevenzione. Anche per aspetti economici, la prevenzione costa 1 euro, le attività in emergenza costano 7 euro, faccio un esempio numerico, e quindi sarebbe fondamentale che il geologo fosse nelle amministrazioni pubbliche, distribuito in misura molto maggiore rispetto a quello che realmente è nel Veneto. Ci sono altre regioni invece dove il geologo è più presente e può fare qualcosa in più. Una maggiore prevenzione avrebbe potuto evitare in parte quello che è successo? Beh, è stato un evento eccezionale, è difficile, sono vecchie costruzioni e ci sono da un sacco di tempo, quindi è difficile pensare che non avrebbe colpito la zona. Ci sono però delle soluzioni che potrebbero essere adottate e che porterebbero dei contributi positivi.